Buona la prima per il Palermo Futsal Club che trova la prima vittoria all'esordio in C2 contro il Gesana. Siamo qui con il mister Gentile, lo salutiamo. Ciao Marco, a te. Mister, chiediamo subito la prima domanda, un giudizio sulla partita. Allora, era la nostra prima partita in C2 ed è stata veramente rocambolesca. Partita dai due volti, perché prima andiamo in vantaggio noi 2-0, poi veniamo recuperati 3-2 e poi grande prova di carattere dei ragazzi che riescono di nuovo a ribaltare la partita. Ho visto un secondo tempo direi atomico, in cui veramente si è sbagliato pochissimo, infatti siamo riusciti a capitalizzare la vittoria, che era la cosa più importante. Una formazione avversaria piuttosto forte, anche il palazzetto a dare la carica ai suoi ragazzi, in particolar modo un giudizio su Alessandro Nicchia perché è un classe 2005, un gol e un assist, tanta personalità. Allora, di Alessandro sono estremamente contento, ma non è neanche una novità, perché dopo un mese che gioca con noi oramai ci ha quasi abituato a queste giocate. Ecco perché anche se è un 2005 è sceso in campo, ed ecco perché anche se è un 2005 ha fatto gol e ha fatto assist. Cosa ha detto ai suoi ragazzi nello spogliatoio? Perché il primo tempo è terminato con il risultato di 3-3. Allora, prima della partita ho cercato di calmarli, perché ho visto che erano tutti, sai com'era la prima partita, quindi erano tutti un pochettino nervosi, quindi cercavo di scherzare, cercavo di sdrammatizzare. Poi invece a fine primo tempo, non so se si può dire, mi sono un attimino incazzato negli spogliatoi e ho tirato un pochettino di più le corde, e forse gli serviva questo scossone per dare quel quiz in più, cioè quel quid in più. Non è che nel primo tempo si era giocato male, però serviva quel qualcosa in più. D'altronde ora siamo in C2 e il livello si è visto, si è alzato parecchio. In campo oggi abbiamo visto il dualismo Calì-Faia, primo tempo Calì, secondo Faia, è un qualcosa che vedremo durante il campionato molto spesso. Sì, è probabile, è probabile. Sono entrambi due portieri validissimi, di cui ancora io non ho scelto uno che, diciamo, a cui affidare la porta, quindi specialmente all'inizio del campionato secondo me è giusto che se la giochino entrambi, e poi sarà il campo o anche i compagni a dimostrarmi con chi si sentono più sicuro. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Giudecca, come la preparerete? La prepareremo come abbiamo preparato questa, cercando di dare il massimo negli allenamenti. Puntiamo soprattutto sul nostro gioco, perché per ora stiamo cercando di perfezionare alcune fasi. Assolutamente la prepareremo come questa, né più né meno.